E restiamo a Bassano con il prossimo servizio. Il difensore civico interviene sulla questione della direzione del corpo di polizia locale, ad oggi affidata al segretario comunale. Anche il difensore civico definisce la polizia locale di Bassano fuori legge e invita il sindaco Stefano Cimatti a sistemare nel più breve tempo possibile la questione già sollevata dal consigliere regionale Nicola Finco, che denunciava l'incongruenza normativa nel vedere il corpo di polizia locale diretto dall'attuale segretario comunale. Un illecito, visto che si tratta di un funzionario comunale. Ad avvalorare la denuncia di Finco la dichiarazione del Ministero dell'Interno e dell'Ispettorato alla Funzione Pubblica che gli davano piena ragione. La legge prevede che deve essere un corpo autonomo alle sole dipendenze del sindaco o dell'assessore delegato. Abbiamo un corpo di oltre 40 vigili che purtroppo attualmente è completamente allo sbando. Abbiamo 40 vigili, ma purtroppo la situazione a Bassano la conosciamo. Quotidianamente vediamo mendicanti e accattoni che molestano sia i turisti che i cittadini chiedendo l'elemosina. Abbiamo gli esercenti del nostro centro che sono costretti ad assumersi della vigilanza privata. Poi vediamo anche nei fine settimana fenomeni veramente vergognosi sul Ponte Vecchio, nelle piazze. I cittadini del centro storico continuano a lamentarsi per i rumori, per il chiasso. Insomma, una città completamente allo sbando. Quello che noi chiediamo al sindaco è di regolarizzare questa situazione, perché lo deve nei confronti prima di tutto dei cittadini, per la sicurezza dei cittadini bassanesi, ma anche per dare dignità al corpo di polizia locale che in questi anni è stato completamente svilito nei propri compiti. Sta bene il Ponte Vecchio degli Alpini di Bassano del Grappa, lo ha stabilito oggi un sopralluogo di tecnici al manufatto in legno che